Con un secco 3-0 la SEA Paragona vince al Palasport Pippo Nicosia la partita con il Reggio Calabria nel big match della settima giornata del campionato di Serie B2. Una partita molto difficile per la preparazione della squadra calabrese, che è stata messa a KO dalle bravissime giocatrici della SEAP. Il sestetto, guidato dal coach Francesco Eliseo, ha dominato il primo e il terzo set, mentre il secondo si è concluso sul filo di lana. Per la prima volta in campionato la SEA Paragone è scesa in campo con la formazione tipo. Ha fatto il suo esordio in stagione la centrale italo-brasiliana Camilla Macedo, 3 milioni in campo, che ha tenuto il tesseramento poche ore prima della partita. In campo dall'inizio anche l'altra brasiliana, la schiattatrice Jacqueline do Rinascimento, pienamente recuperata dall'infortunio muscolare. Bene tutte le altre con Baruffi in regia, Biccheri, Camisa, Composto e Marangon. Entusiasmo tra gli spalti per il numeroso pubblico presente, che ha riservato parecchi applausi alla squadra di casa per l'ottima prestazione della SEAP. Il primo set ed il terzo è stato letteralmente dominato dalle biancazzurre, perfette in ogni fondamentale, mentre il secondo set è stato equilibrato e giocato punto a punto fino al termine a causa di un leggero calo di concentrazione delle padrone di casa. Le ospiti hanno tenuto testa alle avversarie. La SEA Paragona ha trovato lucidità e grinta nel finale, vincendo 25-23 con il punto finale di Lenia Cammisa. La squadra del presidente Nino Di Giacomo torna assoluta protagonista nel match del terzo set. Sabato prossimo le biancazzurre sfideranno fuori casa il Castelvetrano. Il nostro obiettivo, oltre a quello di portare a casa i 3 punti che sono importanti per la classifica e per tutto, però il nostro obiettivo principale era quello di dimostrare che sappiamo anche giocare a pallavolo. E stiamo lavorando parecchio, le ragazze stanno mettendo a disposizione e onestamente le devo ringraziare perché stiamo cercando di uscire da questo periodo un po' così e così, che anche se i risultati arrivavano, però il gioco magari non era bellissimo. Noi siamo venute qui, abbiamo fatto 2 big match, chiamiamoli così. Siamo arrivati a pari punti con le altre squadre ma non avendo sostato, quindi sicuramente abbiamo un organico che può competere con chiunque, ma credo che Santa Teresa e Aragona abbiano 2 formazioni che siano state costruite per ammazzare tra virgolette il campionato, quindi credo che la differenza in ogni caso è abbastanza netta, però con Santa Teresa siamo riusciti a esprimere un gioco migliore perché eravamo anche in casa. L'Aragona è partito subito forte col servizio e quindi non ci ha permesso di costruire bene, quindi è come se noi abbiamo cercato sempre di arrangiarci per fare il nostro gioco, per fare un punto dovevamo inventarci qualcosa, forse anche gli altri sport, non lo so.